Cesare Colonnesi, un comico veneziano che ama accompagnare la risata a spunti di riflessione. Allora divertiamoci insieme ascoltando i grandi temi, o meglio le previsioni per i grandi temi di Venezia da parte della Befana veneziana. Vediamo. Chi c'è? Chi è? Televisione? Mia televisione? E cosa è che vuoi? Un'intervista? Volevamo sapere il 2012 per Venezia, che anno sarà? Ma si paga? Assolutamente no. Ah, e ora se non si paga posso farlo. Ma proprio adesso dovevi venire a domandarmi del 2012, che già devo fare una piccola merendina, va bene dai. E la mangio dopo, dai. E il 2012 che anno che sarà? Quando i tarocchi mi si vengono fuori un po' l'appeso. L'appeso vuol dire che insomma, dice tante robette da risolvere. E grandi navi bisogna che facciano un altro giro, perché non potremo neanche guardare televisione. Non si vede niente, non si vede niente, già hai messo sto decorder che già non si vede, passa in navi non si vede, e in più è che adesso dannose per la salute, per la città, perché il furega, il moto ondoso, furega, va a finire che andiamo tutti sotto acqua. E dopo che c'è il problema della sanità, mi soleccia, e non posso andare a Siavin per curarmi, bisogna che sta a Venezia, che vada a San Giovanni de Paolo. I bravi. Avremo una città più pulita, Venezia? Sì, i veneziani in Parlamento e scuola al suo posto, sì. A cominciare da quello. Tutto si può fare, ma dobbiamo impegnarsi tutti, e no qua è bocca. E non scrivere sui muri. Sui muri non si scrive. Tu hai un bel rodo e le carte igienica, e quando non va niente da fare, sente A, e scrive tutti i vostri pensierini. E quello se per l'accetto. E 2012 per Venezia sarà un anno decisivo, perché ci sono troppe robe che boge in pentola e che va decise, non si può remenare tutto massa. Il 2012 sarà un anno decisivo.